Sono nuovamente aumentati i positivi al Covid-19 dalle varianti in tutta Italia, lo riferisce il Ministero della Salute che scrive in un rapporto come il tasso di positività è dell'1,6%. Salgono le terapie intensive per Covid, oltre ai ricoveri nei reparti ordinari, complice sicuramente l'effetto europeo di calcio e le numerose manifestazioni di festa avvenute in tutto il Paese. Intanto il Presidente della Regione Musumeci ha disposto con ordinanza urgente l'istituzione della zona rossa per i comuni di Favara e Caltabellotta, in aggiunta alle vigenti misure nei territori comunali di Caltabellotta e Favara dal 22 di luglio 2021 fino al 29 luglio compreso si applicano le disposizioni di zona rossa ormai consolidate. Sono ulteriormente rafforzati i presidi sanitari presso porti e aeroporti fino al 1 settembre 2021 per tutti e per i soggetti provenienti in Sicilia dalla Francia, dalla Grecia e dai Paesi Bassi, compresi tutti coloro che abbiano soggiornato o transitato in detti stati nei 14 giorni precedenti all'arrivo nel territorio siciliano. A livello centrale invece è probabile una proroga dello stato d'emergenza per un periodo lungo, possibile fino alla fine dell'anno, e quanto emerge da voci di palazzo in vista del Consiglio dei Ministri sul nuovo decreto Covid e il Green Pass che dovrebbe tenersi domani. Saranno tenuti in massima attenzione anche gli appuntamenti elettorali come gli amministrativi di ottobre insieme alla situazione epidemiologica. La questione molto discussa del Green Pass è da utilizzare come un lasciapassare per scongiurare chiusura al di fuori della zona bianca. L'uso del certificato verde, infatti possibile per ristoranti e locali al chiuso, riguarderebbe le aree al di fuori della zona bianca, una misura che soprattutto in autunno servirebbe per evitare nuove chiusure. Intanto il ministro Speranza rilancia sulla necessità di continuare le vaccinazioni e ribadisce l'importanza dei vaccini. I nostri scienziati lo raccomandano fortemente anche sotto i 40 anni nelle fasce autorizzate dalle agenzie regolatorie.